Controluce ritorna a parlare della Cionfra, del volume che raccoglie le riviste di umorismo e di satira del dopoguerra che caratterizzò il periodo storico qui a Sassari. Ne parliamo con chi ha curato il volume, Bruno Merella, ex inviato speciale della RAI. Ecco Bruno, che cosa ha significato per un ex giornalista della RAI, ma allora già della Nuova Sardegna, ripercorrere quegli anni? Prima di tutto mi sono divertito perché si ricordava anni giocosi, anni divertenti, sono i favolosi anni 60, anni di boom economico, anni di grande buon umore anche in città. Quindi rileggendo la Cionfra ho riscoperto proprio quegli anni, perché è uno specchio fedelissimo di quella Sassari che si divertiva, che aveva voglia di crescere, si sfotteva, si interrogava in continuazione, una Sassari in cui tutti si conoscevano. Ecco, attorno a questo giornale nato dalla immaginazione di Mario Grindi, che all'epoca aveva un banalissimo negozietto di frutta e verdura in via Torritana. Via Torritana è un tratto di strada molto importante, ricordiamoci, in questa via Torritana c'era il negozietto di frutta e verdura di Mario Grindi, a fianco c'era Moltineddo, una bottiguccia che poi è diventato l'Impero Moltineddo, e poi c'era un ristorantino, una trattoria famosa, una Sassari Vecchia, che era la trattoria Bagassedda, si chiamava così, dove si incontravano tutti i più grandi artisti di Sassari. Stiamo parlando di artisti di livello nazionale, da Silecchia, che era un ceramista che oggi è già nella storia dell'arte, Costantino Spada, Meledina, eccetera. Cioè attorno a questo giornalino ruotava tutto un mondo di artisti, ma anche un mondo di intellettuali, di giornalisti, perché gli articoli e i personaggi esilerati erano frutto dell'immaginazione di giornalisti professionisti che lavoravano ai quotidiani della Sardegna, che però nessuno poteva... In anonimato, insomma. Ecco, questa redazione era una redazione segreta, nessuno faceva riunioni in redazione, e così furtivamente portavano i disegni, eccetera. In realtà questi si divertivano moltissimo, erano persone che erano protagoniste della vita cittadina. Ecco, io in quegli anni, come ricordavi tu, io ho iniziato la mia carriera giornalistica, la mia culla professionale è stata la Nuova Sardegna, eravamo tutti giovani, la Nuova Sardegna in quegli anni aveva quello spirito di allegria, di voglia di crescere, di fare, tipico di quegli anni, non c'erano i grandi problemi. La Nuova Sardegna era proprietà di piccoli professionisti, commercianti sassaresi, piccoli azionisti che non avevano nessun interesse, eravamo completamente liberi. Ecco, all'interno della Nuova Sardegna all'epoca c'era un clima giocoso, come poteva essere fuori alla Cionfra. Posso citare così un ricordo, la Cionfra negli anni precedenti viveva molto anche dalle tutti i fatterelli, gli intrecci, anche le corna che scaturivano dall'Arci Ultra Strasuper Veglionissimo della Stampa, che era un mitico veglione che si faceva al Verdi, ma questo molti anni prima che io iniziassi. Ecco, quando io entrai nella Nuova Sardegna rilanciai questo veglione con i miei colleghi, fu un successo strepitoso, succedevano anche a quel veglione organizzato da noi alla Nuova Sardegna, fatterelli gustosissimi, ma veniva perfino gente dal continente a questo veglione. Ecco, quel clima di Cionfra che tu mi pare hai colto, che inizia nel dopoguerra. Inizia nel dopoguerra quando la voce universitaria, nel 1945, la guerra è finita da pochissimi mesi, comincia a sfottere la città, gli universitari non sono più fascisti, sono liberi, cominciano a ridere, a scherzare, coinvolgendo tutta la città. La Cionfra eredita questo spiglio, questa satira degli universitari, la fa più popolare e la distribuisce di più nella città. Quindi questa Cionfra, questo modo di vivere allegro, sfrontato, che in fondo però qualcosa è rimasto nella città, però questo periodo caratterizzato dalla Cionfra e che la Cionfra rispecchia possiamo dire un inizio e una fine. L'inizio è proprio il dopoguerra, la fine della guerra, quindi il passato l'incubo del fascismo e della guerra, Sassari allegra vuole rivivere. E finisce, secondo me, la mia generazione di giornalisti, in modo preciso, che noi l'abbiamo vissuta all'interno della Nuova Sardegna, dove tutta quella gioia, quella Cionfra, finisce con precisione con l'arrivo della SIR. La SIR compra la Nuova Sardegna, l'Unione Sarda, mette i lucchetti alle nostre bocche, noi facciamo una guerra, andiamo via, ma questa è un'altra storia.
Ma la ciofra era anche un modo per raccontare delle storie anche particolari e anche un po', come possiamo dirle? Picanti. Ecco, ti ricordi un aneddoto di questo periodo? Sì, quando facevano queste, diciamo, ziminate, riunioni in questa trattoria di via Torritana, giravano tutti i pettegolezzi che a Sassari appunto chiamavano Ciarameddi, e questo era sempre un foccarello acceso che dava notizie e spunti per le vignette, eccetera. Proprio vicino a questa trattoria abitava un signore che è un soprannome tipico sassarese, che ne ha tanti di soprannomi un po' così. Questo si chiamava molto modestamente Hichammelda. Ecco, questo che poi era, credo, non dico la specializzazione, Non lo scopriamo, insomma. comunque era un muratore, e lì in questa trattoria cominciano a scoprire che questo signore, che abitava a brevissima distanza, aveva un rapporto, diciamo così, particolare e personale con una dirimpettaia del vicolo. Ecco, poiché lui era muratore, era dotato di attrezzature, ecco, si scoprì una notte che lui tirava fuori la scala e, come un ponte telefattoio, arrivava alla finestra della matta che era sull'altra parte del vicolo, e gatton arrivava nella stanza, nella casa, e poi la mattina, insomma, rientrava e ritirava la scala. Tutto questo La naturalmente, ciofra non l'ha risparmiato. per carità, fece una vignetta straordinaria, e questo si riconobbe, naturalmente interruppe le sue attività. Un'altra cosettina che ricordo è che Silecchia, il famoso ceramista, è stato uno dei collaboratori più attivi, faceva dei disegni e delle cose straordinarie. Nel suo studio di ceramista si trovavano spesso tutti questi pittori, tutti ubriaconi, eccetera. E un giorno comparve Costantino Spada, il famoso pittore, già un po' alticcio, con un porcetto, e gli dice: stasera ce lo mangiamo. E come ce lo mangiamo? Sì, stanno arrivando gli amici. Poi arrivò Piu, Meredina, tutti i grandi pittori con Damigiani, eccetera. E sì, ma come lo cuciniamo? Come, tu sei un ceramista, c'hai il forno. Ma come il forno? Arrangiati. Bene. Lui mise il porcetto nel forno per la ceramica, poi arrivò Piu, il pittore, che portò formaggio marcio, quindi cominciarono formaggio, vino, formaggio. Silecchia si dimenticò del forno e uno disse: beh, ragazzi, andò al forno, il forno aveva raggiunto 1200 gradi di temperatura, vi potete immaginare, il porcetto non resisteva più, insomma. Pochissime coppie del volume della ciofra, con un costo abbastanza elevato, ma che senso ha comprarle e perché si dovrebbe comprarle? Bene, è il prezzo di una giacca discreta, non neanche eccezionale. Perché si deve comprare? Meglio investire sulla ciofra che sulla giacca. Perché è una cosa unica, nel senso che è uno specchio di tempi felici. Ci sono 852 pagine con vignette, argomenti, battute e cose, cioè da ridere per mesi. E soprattutto si può cogliere la freschezza e la simpatia di una Sassari che non c'è più e che tutti vorremmo ritrovare, ma che sarà di questi tempi difficile proprio da riprodurre. Io direi che è un buon investimento. Vabbè, si può fare un mutuo. Beh, di questi tempi forse sarà un po' difficile anche per il prestito. Io ringrazio Bruno Amarella per il suo contributo. Allora, buona ciofra a tutti e arrivederci alla prossima puntata.